Date ai tifosi quel che è dei tifosi, il Cagliari è dei tifosi e quest'oggi la squadra gliel'ha resa, la squadra ha reso al popolo rossoblu quello che meritava in questa stagione, la permanenza nella massima serie. Se c'è qualcuno che non ha mai toppato una partita è proprio il popolo del Cagliari, quel popolo che è stato dietro ad una squadra che anche nei momenti bui ha sentito sempre il sostegno, mai tutti contro, magari una parte, magari quella più critica, ma alla fine un popolo che ha sofferto, che ha amato, che continua ad amare, una squadra che alla fine ha reso quello che doveva rendere. Forse alla fine di questo campionato possiamo dire che il Cagliari ha avuto la salvezza che meritava, ma contemporaneamente anche che questo popolo merita di più di una semplice salvezza, probabilmente di ambizioni diverse, merita avere la possibilità di pensare qualcosa di più grande, merita un progetto, merita che si possa andare a far valere quello che è la dimensione di un popolo che riesce a seguire la squadra con un carisma, con una volontà, con una determinazione, con dei numeri che sono fuori da ogni logica. A Reggio Emilia c'erano quasi 4.000 persone che tifavano Cagliari, 4.000 persone in trasferta di un popolo che ne conta appena 1,5 milioni in patria. 4.000 persone sono tantissime in una trasferta e sono l'ennesima dimostrazione di che cosa significa il Cagliari per la gente sarda. È qualcosa di più che una squadra a tifare perché deve vincere, ma è il simbolo, la volontà, il desiderio di crescere, il desiderio di stravolgere quelli che sono i pronostici. Il Cagliari quest'oggi ha riconsegnato al popolo sardo quella che è la matrice, il modo, la squadra, la macchina per poter sognare, poter ambire a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso, a qualcosa che possa essere un livello costante di crescita. Lo ha fatto con una partita ancora una volta difficile, perché per un'ora non si è visto bene quello che il Cagliari poteva ottenere, con una volontà diversa rispetto al passato, perché ha cercato di attaccare, anche se non sempre in modo lucido. È mancato per lungo tempo forse un leader in mezzo al campo, non quel calciatore che è capace di fare da solo 1000 cose, ma quel calciatore che quando c'è in campo senti la sicurezza che ti possa dare qualcosa di più. Oggi dobbiamo riconoscere che l'ingresso di Nicolas Viola, che è un giocatore di esperienza, che a Cagliari si è calato nella parte forse dello psicologo, del filosofo, del giocatore capace di compattare il gruppo, è stata una presenza importantissima. Il suo ingresso in campo ha cambiato un po' questa filosofia, non ha cambiato tantissimo il gioco, ha cambiato proprio la volontà della squadra, la mentalità della squadra, la convinzione della squadra. Non è un caso che il gol sia arrivato quasi subito sul suo calcio di punizione, che finalmente ha creato scompiglio nella retroguardia del Sassuolo, dove non c'era stato scompiglio per tutto il tempo precedente. E non è un caso che abbia risvegliato il suo grande amico Lapadula, che è stato capace nel finale, forse sentendosi più sicuro della presenza di Viola in campo, di procurarsi il calcio di rigore e di andarlo a battere. Non benissimo, perché la palla non è stata calciata benissimo, ma in modo efficace, dopo aver dovuto anche reggere un impatto emotivo non facilissimo, cioè la richiesta di Mina anche a muso duro di battere il calcio di rigore, cosa che non vorremmo vedere nei momenti delicati di una stagione. Insomma, il Cagliari adesso può chiudere il suo bilancio in termini di risultati, perché ha reso al popolo sardo quello che è del popolo sardo, e contemporaneamente dovrebbe ora meditare su che cosa vuole fare in futuro. In futuro si deve sempre crescere, si deve guardare sempre avanti. C'è un altro step che il Cagliari deve raggiungere e non si deve fermare. Non possiamo continuare a stare sempre a fare lo stesso giro. Godiamo di questa salvezza, perché a un certo punto sembrava diventata improvvisamente difficile, ma teniamo conto che questo è solamente un punto di partenza, deve essere solo un punto di partenza.